Tragico destino per una maestra 62enne investita e uccisa dall'auto condotta da un anziano sul terraglio a Preganziol. I suoi alunni a Mestre l'hanno aspettata invano a scuola, dove non è mai arrivata. Aveva compiuto 51 anni pochi giorni fa. Il quartiere di San Liberale è sotto shock per la morte improvvisa di Lorena Facchin. Lascia sola la figlia Giada. Caso di tubercolosi nel Coneglianese, contagiata una giovane mamma e la figlia di 8 anni, disposti i controlli sui compagni di classe e le maestre della bambina che frequenta la scuola elementare. Ai microfoni di Antena 3 aveva lanciato per la prima volta il suo appello. Ora Milena Girardi è riuscita a ritrovare la sorella Maia. Sono rimaste separate per 38 anni. Carnevale a Treviso, oggi la presentazione della sfilata di martedì 13 con quasi 200 uomini addetti a sicurezza e pronto soccorso. Raffica di furti a Santa Lucia di Piave, colpita anche la sede degli Alpini, lo sfogo del sindaco Szumski, siamo esasperati. La Treviso Basket, lanciatissimo, dopo 5 vittorie consecutive, presenta le nuove maglie che faranno il loro esordio domenica contro Forlì. I trevigiani chiamati a confermare il loro ottimo momento. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali si apre con la tragedia consumatasi questa mattina lungo il terraglio a Preganziol, a perdere la vita travolta da un'auto condotta da un anziano ultra ottantenne, una maestra di 62 anni che era molto nota nella zona di Mestre. Stava attraversando il terraglio per andare a prendere l'autobus che l'avrebbe portata al lavoro come faceva tutte le mattine da 40 anni, ma al capolinea di Preganziol Anna Michelin non è mai arrivata, travolta dalla vettura condotta da un ottantenne. Sono le 7:15 del mattino, è ancora buio e piove forte. In centro a Preganziol c'è traffico sul terraglio e Anna Michelin, 62 anni, decide di attraversare senza arrivare sulle strisce. L'automobilista non la vede e la colpisce in pieno. Abbiamo sentito il rumore, questo tonfo sordo così, che sinceramente mia moglie fa: c'è stato un incidente? No, non è un tamponamento o un incidente, è un tonfo che hanno preso qualcuno. Il commerciante ed alcuni passanti prestano i primi soccorsi, chiamano il 118, l'ambulanza arriva poco dopo. Le condizioni di Anna Michelin appaiono subito gravissime. La donna viene trasportata all'ospedale di Treviso, dove spira poco dopo il ricovero. La notizia della tragedia si diffonde rapidamente in paese. Sotto shock il marito, allarmato perché la moglie non risponde al telefono. Ho telefonato, non mi rispondeva, dopo un certo momento mi ha risposto quello del pronto soccorso perché sentiva suonare in continuazione il telefonino e mi ha detto che era lì e di precipitarmi subito lì. Sono andato Un dramma che ha sconvolto la famiglia della donna, che oltre al marito lascia i 2 figli, Matteo e Chiara, ma anche il quartiere della Favorita, Mestre, dove Anna Michelin, per tutti la maestra Anna, insegnava da 40 anni. Una vita trascorsa tra i banchi, memoria storica dell'elementare Fusinato. La maestra lascia un vuoto incolmabile. Sconvolte le colleghe che alla notizia della tragedia hanno cercato di tutelare i bambini dallo shock. L'aspettavano per la prima ora stamane, ma la maestra non è arrivata. Ne arriverà più. Una scuola piccola, come una famiglia, dicono le altre insegnanti, ed Anna Michelin era la colonna portante. Amava il suo lavoro, i bambini, una donna solare che sapeva portare la sua allegria e voglia di vivere sul lavoro, come tra le amiche. Le mancava ormai poco ad andare in pensione e pregustava il tempo libero che avrebbe avuto per dedicarsi ai viaggi, alla cucina e a tutte le passioni che aveva, dopo aver dedicato tanti anni alla scuola e a generazioni di bambini. Un tragico destino non glielo permetterà. La data dei funerali non è ancora stata fissata. Sulla tragedia sarà ora la procura a chiarire le responsabilità, aprendo a carico dell'automobilista un fascicolo con l'accusa di omicidio stradale. L'altro grave incidente, poco dopo le 17 di oggi, in via Papa Luciani a Colbertaldo di Vidoro, uno schianto frontale tra 2 auto e una 28enne del posto è stata sbalzata letteralmente fuori dall'abitacolo. La ragazza è stata trasportata con l'elisoccorso in gravissime condizioni all'ospedale Cafoncello, dove appunto è in fin di vita. Illeso invece miracolosamente l'altro automobilista, e c'è adesso la ricostruzione della dinamica di questo schianto. A Treviso adesso, dove c'è dolore e sconcerto nel quartiere di San Liberale per la improvvisa morte ieri di Lorena Facchin, mamma combattiva di una ragazza Down, Giada, oggi 22enne, che fece notizia sia quando si diplomò all'Istituto Alberghiero Alberini con 100, sia quando le venne chiesto dalla commissione medica dell'ULSS
di fornire un periodico certificato che confermasse di essere Down, come se da questa sindrome si potesse in qualche modo guarire. Lorena, che aveva compiuto 51 anni il 17 gennaio, è stata stroncata da un malore improvviso, forse un infarto, in casa. Vedova da quando aveva 38 anni, si era occupata con energia e immenso amore della sua Giada. Tantissimi messaggi sul profilo Facebook della donna. Adesso la sanità, è un caso di tubercolosi che ha colpito il Coneglianese, contagiate mamma e figlia, disposti i controlli sui compagni di classe e anche la maestra della bambina che frequenta la scuola elementare. Allarme tubercolosi nel Coneglianese dopo il caso di una giovane mamma colpita dalla malattia che ha contagiato la figlia, una bimba che frequenta la scuola elementare. La donna è stata ricoverata ieri all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La bambina, in un primo momento ricoverata a Conegliano, è stata anch'ella trasferita per precauzione al nosocomio trevigiano. La bambina frequenta una scuola elementare del nostro territorio, quindi si pone come da protocollo la necessità di attivare le misure di sanità pubblica previste per questo caso. Il servizio igiene e sanità pubblica dell'ULSS 2 ha quindi avvisato come da protocollo l'autorità scolastica che la prossima settimana, probabilmente lunedì, avvierà un incontro con i genitori per poi procedere ai test di controllo ed eventuali altri accertamenti sui compagni di classe e le maestre della bambina. La bambina è stata ricoverata per massima precauzione, ma presenta una contagiosità bassa, una carica batterica limitata e quindi noi assolutamente non ci attendiamo nulla di significativo a seguire. Tuttavia facciamo, come si dice in questi casi, tutto ciò che si deve fare. Gli specialisti dell'ULSS 2 della Marca ricordano comunque che la tubercolosi è una malattia a bassa contagiosità, oscillano tra i 10 e i 15 casi registrati ogni anno nel distretto di Pieve di Soligo. Allora la storia a lieto fine, una bella storia. Ai nostri microfoni, lo ricorderete, aveva lanciato per la prima volta il suo appello, un appello che poi è finito davvero sui riflettori di tutta Italia. Milena Girardi, trevigiana di nascita e friulana d'adozione, è riuscita dopo 38 anni a ritrovare la sorella. È come se ti mancasse un pezzo di te, nel senso che sai di avere una sorella, però non la puoi frequentare, non la puoi vedere, non puoi sapere se sta bene, se sta male. In casa c'è stato sicuramente un po' di smarrimento, diciamo, in generale, perché ovviamente queste cose ti sconvolgono la vita, non sono semplici, cioè ti sconvolge a livello ovviamente emotivo tutta una serie di emozioni. Insieme fianco a fianco dopo 38 anni. Sembrava impossibile da quando per la prima volta Milena Girardi, trevigiana di nascita, friulana d'adozione, aveva lanciato il suo appello proprio ai microfoni di Antenna 3. Una storia incredibile, quella di due sorelle separate in orfanotrofio a Trieste nel 1979, quando Milena aveva 3 anni e la sorellina Michela qualche mese. In quella situazione c'erano arrivati perché i servizi sociali avevano deciso di toglierle da un ambiente familiare di maltrattamenti. Poi una famiglia aveva deciso di adottare Milena, ma non Michela. E da allora la donna ha sempre cercato la sorellina. Una storia che ha commosso l'Italia, che ha portato la donna sotto i riflettori nazionali, e dopo tanti appelli si è fatta avanti Maya, ospitata nella trasmissione La Vita in diretta, assieme alla sorella. Maya, si chiama così oggi quella Michela che Milena aveva lasciato in orfanotrofio. Abitano a poca distanza l'una dall'altra, una a Trieste e una a Pasian di Prato, forse chissà si erano pure incrociate senza saperlo. Oggi finalmente l'incontro. Maya ha sempre saputo di avere una sorella di nome Milena, tanto da aver chiamato così una delle sue figlie. Mia figlia Milena ha 12 anni. Oh, amore. L'ha chiamata Milena. L'ha chiamata appunto quando ho saputo di come era Milena. Dunque Milena ce l'ha fatta, la sua caparbietà ha vinto, una caparbietà che aveva dimostrato durante quel primo speranzoso appello. La prima cosa che le direbbe se la vedesse? Che io ci sono sempre stata, ci sarò sempre e se lei vuole, se ha piacere, se ha la volontà, io l'aspetto a braccia aperte, l'abbraccerei. Unica cosa. Poi tutto il resto viene dopo. Ed ora il Carnevale di Treviso, presentata oggi la sfilata di martedì 13, festa ma anche occhio alla sicurezza.
80 uomini tra protezione civile e carabinieri in congedo, 50 vigili, 40 addetti antincendio, 2 per ogni carro, freschi di corsi di formazione e un ospedale da campo in piazza Vittoria. Sono numeri imponenti quelli del sistema di sicurezza del Carnevale di Treviso 2018 per mettere insieme i quali Carnevali di Marca, l'associazione che ha raccolto la sfida di organizzare la sfilata del Martedì Grasso nel capoluogo, lavora senza sosta da un mese e mezzo. Partenza dei 20 carri alle 14 da piazzale Burchiellati, arrivo in piazza della Vittoria dove sarà montato il palco della giuria. Dopo l'adunata degli alpini, dove il palco era collocato in piazza Vittoria, di concerto con gli uffici, abbiamo scelto di appunto finire in piazza Vittoria, per questo ci consentiva di avere grandi spazi, grandi manovre di evacuazione. Le nuove norme sono sicuramente un vincolo, ma credo che il lavoro fatto dall'amministrazione e dall'Associazione Carnevale di Marca abbia messo a punto una manifestazione con tutti i crismi della sicurezza e con tutti i crismi del divertimento. Quindi avanti con il nostro carnevale. Martedì in questura al tavolo per mettere a punto gli ultimi dettagli legati a sicurezza e viabilità. In piazza Vittoria non dovrebbe essere necessario fissare una soglia limite di pubblico. La sfilata come previsto non toccherà né piazza dei Signori né, causa lavori in corso, piazza Duomo. In piazza Borsa invece troverà posto dal 10 al 13 febbraio il villaggio di Carnevale. Il weekend grasso abbiamo appunto in piazza Borsa questo evento, musica, trucca bimbi, animazione, mascherine che intratterranno diciamo le famiglie e soprattutto i più piccoli. Ad aprire la sfilata le hug bike dei ragazzi autistici di Oltre il Labirinto. Quanto alla lotteria, 5 centesimi per ogni biglietto venduto andranno a 3 associazioni del territorio che si occupano di sociale. Restiamo in città, chiude dopo soli 7 mesi uno dei locali aperti in piazzetta Battuti dopo la pedonalizzazione. Colpa delle baby gang, accusano i gestori. Il sindaco replica: i controlli ci sono. Penso che ogni tanto nelle baby gang, più che un controllo da parte della polizia, ma anche un'educazione da parte di chi per primo deve darla ai propri figli. Più controlli delle forze dell'ordine, certo, ma anche maggiore attenzione delle famiglie. Ognuno deve fare la propria parte, ammonisce il sindaco Manildo di fronte alla notizia che in piazzetta Battuti chiude la prima delle attività che hanno visto la luce dopo la pedonalizzazione, il bar Boffi, in balia dei teppisti, dicono i gestori, che lamentano perdite da luglio a oggi per 70.000 euro. È un luogo da vivere, però deve essere vissuto nel modo giusto. È un luogo dove c'è una grande attenzione da parte della polizia municipale, ma dove è necessario che ci sia anche un rispetto da parte di tutte le persone che abitano questo posto, a partire proprio dai ragazzi. In questo periodo questo gruppo di ragazzi o gruppi di ragazzi anche in altre zone della città hanno mancato di questo rispetto verso i luoghi e dobbiamo tutti quanti insieme cercare invece di promuovere una campagna che renda bello il fatto di amare la città. L'educazione innanzitutto per contrastare il fenomeno delle baby gang e poi la massima vigilanza. Quando gli atteggiamenti arrivano anche a superare la soglia del mero decoro, devo dire che la Polizia Municipale sta lavorando molto bene, ci stiamo anche attrezzando con le telecamere che possono essere trasportate a mano, quindi per avere maggiori controlli. Le telecamere dei varchi delle zone a traffico limitato, abbiamo visto anche nei vari episodi, ci aiutano anche a identificare e colpire chi si rende responsabile di atteggiamenti non consoni. Dobbiamo cercare di costruire sempre più forti le comunità partendo dai più giovani. Allora ricorderete certo la vicenda che avevamo raccontato del garage riempito di rifiuti da ecovandali poi fuggiti nel nulla. Oggi il consigliere comunale nonché candidato sindaco a Treviso Mario Conte è andato a fare un sopralluogo chiamato dai condomini esasperati dall'odore che circonda il condominio. Passano i giorni e il garage di scarica di via Francia nel quartiere di San Liberale a Treviso sta diventando sempre più una vera e propria bomba ecologica. Poco meno di 400 metri cubi di immondizia scaricata da 3 giovani arrivati all'alba di martedì con un furgone. Dopo aver tentato di alzare altri basculanti hanno trovato aperto il parcheggio di un autista moldavo che abita nel condominio con moglie e 5 figli. Gli ecovandali sono spariti e all'uomo non è restato che chiedere lo sgombero da parte di Contarina, che però al momento sarebbe bloccata in attesa che i carabinieri titolari delle indagini diano il via libera allo smaltimento, tra l'altro a pagamento. Il risultato attuale ce lo descrive il consigliere comunale Mario Conte.
Il rischio è che oltre che un problema di decoro diventi anche un'emergenza sanitaria. So che ci sono delle indagini in corso e mi auspico che le forze dell'ordine e Contarina portino avanti nel minor tempo possibile queste indagini e trovano i responsabili. Però faccio un appello che nel frattempo si provveda allo smaltimento di questi rifiuti perché non diventi un problema anche per tutti gli altri condomini che vivono lì attorno. Condomini che pare siano arrivati ad autotassarsi pur di dare una mano al moldavo riempito di rifiuti che da solo non riesce a coprire la spesa preventivata da Contarina. Questo accumulo di rifiuti appunto ormai sta emettendo degli odori davvero terrificanti che cominciano veramente a dar fastidio. Inoltre, essendoci anche dei rifiuti umidi, c'è il rischio veramente che diventi un'attrazione anche per ratti e altri animali che onestamente in quel contesto è meglio che non ci siano. Raffica di furti a Santa Lucia di Piave, negli ultimi giorni e nelle ultime ore colpite diverse abitazioni ed anche la sede storica degli Alpini. E così il sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, ha affidato a un video il suo sfogo amaro. Sentiamolo. Francamente i furti sono diventati una cosa insopportabile per i cittadini. Sono impuniti, le forze di polizia e i carabinieri sono resi impotenti, la magistratura difende i ladri. Lo Stato non ci tutela, paghiamo le tasse per cosa? Ieri furto anche dagli alpini, perfino dalle associazioni. Per fortuna solo danni, ma è la seconda volta. Non si può più stare tranquilli. Ma io, a questo Stato a cui ho giurato di essere fedele rispettando la Costituzione, perché lo devo essere? Ma lo Stato la rispetta la Costituzione, tutela i cittadini. No, per niente. Allora la risposta a un nostro telespettatore che aveva lamentato, lo ricorderete, lunghe attese per un intervento semplice a una gamba, 8 mesi di attesa. Un'attesa che potrebbe terminare, la promessa è dell'ULSS 2, sentiamo. Da 8 mesi aspetto una telefonata che non arriva. E questa è la situazione di Pietro Bernardi, pensionato di Canizzano, con la vena saffena della gamba sinistra che gli crea notevoli problemi di deambulazione. Da quanto tempo è che sta aspettando? Quasi 8 mesi, il 13 di maggio. E lei ogni tanto chiama? No, sono stato là io diverse volte, ma non mi dicono mai niente, dicono no, bisogna attendere. Che appello lancia al dottor Benazzi? Niente, se mi può chiamare perché insomma faccio fatica a camminare, capisci? Gli ho anche detto guarda che non cammino più perché non cammino. Richiesta che abbiamo girato al direttore generale dell'ULSS della Marca con questa risposta. Io mi scuso con il signore, è chiaro che noi rispondiamo in tempi corretti ai pazienti oncologici, alle patologie importanti, a tutte le urgenze e un collo d'imbuto. L'ospedale di Treviso ha diverse sale operatorie ma non riusciamo comunque in termini proprio numerici a rispondere a tutto. Allora abbiamo deciso insieme ai direttori di ospedale di creare un polo di day surgery, quindi di chirurgia ambulatoriale e chirurgia di giorno a Vittorio Veneto che andremo a rendere effettivo entro giugno e questo ci servirà a rispondere anche a queste esigenze e quindi chiaramente a ridurre i tempi che le persone aspettano per avere questi interventi. Come sempre lo dico ad Antenna, se volete segnalare disservizi e problemi con le modalità che vedete in sovraimpressione. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria, torniamo subito. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso, giornata di studio sulla terza età, oggi all'auditorium del Museo di Santa Caterina. Tutti concordi sul fatto che i trevigiani sono sempre più anziani e che la società per questo deve cambiare stile e obiettivi. Intanto, prorogata fino a settembre la presidenza di Luigi Caldato all'Isera. La mia rielezione è incatenata alla volontà della strategia che gira sopra i nostri poteri e quindi noi stiamo lavorando, c'è un ricorso al TAR, vediamo come va a finire, noi fino a settembre siamo operativi, quindi dalle 8 del mattino alle 8 di sera lei mi trova sul posto di combattimento. Un presidente in trincea, Luigi Caldato, del resto i fronti sono più d'uno, ad iniziare dalle variazioni allo statuto per le quali il TAR ha sospeso il giudizio rimandando tutto dopo l'estate. Poi c'è quello dei cantieri e soprattutto del quartiere dedicato alla terza età, con la trasformazione dell'ex ospizio Umberto I in condominio per anziani che non vogliono più vivere da soli. È il co-housing, ovvero la coabitazione che all'ex Tito Garzoni di Via Manzoni è già una realtà e che è stato anche il tema dibattuto in una giornata di studio organizzata a Santa Caterina.
più anziani che vivono più a lungo, e tutto questo è una sfida incredibile, perché è vero che noi nel passato avevamo degli anziani, la Bibbia ci parla di Matusalemme, ma non è mai esistita una società fatta di Matusalemme come la nostra, che è una società appunto di anziani, non con anziani. Ecco perché progetti come la coabitazione tra anziani sono il futuro delle nostre comunità, con un se pesante da parte del sindacato. Bisogna fare in modo che poi questa possibilità sia data a tutti, non solo a chi ha, come si dice, più soldi perché ha avuto l'opportunità di accantonarli. Per fare questo ci vuole anche un intervento della pubblica amministrazione nel suo insieme. Ma non è che quest'idea del co-housing sia una roba per ricchi? No, assolutamente no, ogni tanto me lo chiedono, ma questo è assolutamente un nazionale popolare, perché se lei pensa che una persona che vive già da sola e che magari ha bisogno anche di una badante spende 1.000 euro al mese solo per la badante, noi con 680 euro al mese alla persona singola gli diamo l'appartamento, chiave in mano, autonomia, esente bollette, perché a luce, acqua, gas, riscaldamento tutto compreso. Mi dica lei come può fare meglio di così una persona con 1.100-1.200 euro al mese, tetto massimo, può vivere benissimo. In aumento i casi di falsi promotori energetici che girano tra i comuni della Marca fotografando le bollette di ignari cittadini. La segnalazione arriva da Ascotrade. I nostri clienti ricevono visite a casa da agenzie che lavorano per i nostri competitor, si presentano con il biglietto da visita o il cartellino con la scritta Ascotrade e chiedono di vedere la bolletta. Comportamento sleale al limite della truffa, quello messo in atto da finti venditori Ascotrade. Agiscono a macchia di leopardo, quindi non sono facilmente individuabili se non dopo aver innescato le procedure per il cambio di forniture, più delle volte all'insaputa dell'utente, che invece nel caso di Ascotrade viene sempre informato prima con una telefonata. Noi chiamiamo i nostri clienti a casa, ci presentiamo, i nostri clienti ci conoscono, quindi c'è una fortissima fiducia nei nostri confronti. Prenotiamo una visita se il nostro cliente la vuole e andiamo a fare la nostra vendita. Il consiglio è semplice quanto chiaro. Non va mai data la bolletta in mano a chi ce la chiede. La bolletta contiene dati sensibili, possono essere fotografati, possono essere fotocopiati e poi ci arriva l'amara sorpresa dopo 15 giorni il bustone a casa con il cambio di fornitore. Ascotrade comunque è a disposizione dei cittadini raggirati. Noi facciamo tutta l'assistenza, facciamo l'assistenza anche per l'eventuale reclamo da fare o per l'eventuale recesso, perché dobbiamo anche dire che è vero riceviamo la busta a casa, però abbiamo 14 giorni di tempo per respingere quell'offerta, quindi sì, perdiamo tempo, è una rompitura di scatole, però possiamo anche contrastare queste truffe. Allora lo sport, nuove maglie per il Treviso Basket. Ci stiamo allenando bene, finalmente siamo al completo, possiamo contare su una rotazione a 10, deve essere questa la nostra forza, tutti quelli che entrano in campo devono dare il 100% sapendo che dalla panchina può entrare un giocatore fortissimo e che quindi ci allunga le rotazioni, deve anche aumentare la nostra intensità. Lo sprint De Longhi dopo 5 vittorie consecutive, un'impennata che sta rimettendo in sesto una stagione partita in modo pessimo. Finalmente una squadra in salute, il restyling non è solo fisico, nuove maglie per Treviso Basket sono quelle che presentate oggi e che debutteranno domenica contro Forlì. Si torna a un colore più vicino ai simboli della squadra, fa capolino l'arancione che è pure la tonalità della palla a spicchi. Presentazione in città, nella sede della Volksbank, uno di quei nomi che sostengono l'avventura del team. Perché Treviso Basket è una delle squadre più importanti in Italia, supera a livello di tifoseria tutte le squadre di Serie A e lì dove siamo presenti con le filiali c'è Treviso Basket, per me il connubio era quasi obbligatorio. Nuove maglie e nuova vita per una squadra che sembra aver ritrovato il giusto percorso, ma Capitan Fantinelli sa che non ci si può fermare proprio ora. Il calendario un po' ci ha aiutato in questo momento di difficoltà, abbiamo giocato con tutte le squadre che giocano per salvarsi, adesso andiamo in campi più difficili, andiamo a Forlì, campo caldissimo dove l'anno scorso ci abbiamo già perso, andiamo mercoledì a Montecarnaro, poi giochiamo domenica con Mantova, quindi tutto in una settimana, sarà una settimana pienissima. Siamo in chiusura, io vi ricordo l'appuntamento con 20:10 questa sera, ancora la politica in primo piano con ospiti due candidati che sono Arianna Spessotto del Movimento 5 Stelle, candidati ovviamente alle elezioni del 4 marzo, e Carlo Cardona di Casa Pound. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ancora condizioni di tempo perturbato sul Triveneto, sarà un sabato all'insegna delle piogge, ma con tendenza comunque al miglioramento. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile, con piogge diffuse un po' ovunque sulla nostra regione e con deboli nevicate sui settori alpini, possibili miste a pioggia anche sul Rodigino. Migliorerà con fenomeni in cessazione entro la serata. Temperature massime tra 2 e 6 gradi, valori minimi tra -2 e 2 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo condizioni di maltempo con piogge diffuse generalmente di debole intensità, locali nevicate anche a bassa quota sui settori alpini di confine fin sulle prealpi, ma migliorerà entro la serata. Temperature massime tra 3 e 5 gradi, minime tra 1 e 2 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà instabile con qualche precipitazione sui settori meridionali del Trentino, anche a carattere nevoso a bassa quota sul resto della regione. Temperature massime tra 8 e 9 gradi, minime intorno a 1 grado. Il mare sarà mosso sulle coste, molto mosso al largo. I venti forti nord-orientali sulle zone costiere, moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.